Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. E ben ritrovati a Veneto 1 con voi, lo speciale dedicato agli eventi del territorio. Oggi parleremo di un concerto, si chiama Concerto Meditativo, si terrà giovedì 31 ottobre alla chiesa di San Nicolò di Treviso. L'ospite di oggi è un grande maestro, un maestro organista trevigiano ma di fama internazionale, noto in Australia. È il maestro Sergio De Pieri. Ben trovato. Grazie per avermi invitato anche questa volta. Bene. Allora, maestro di fama internazionale, noto in Australia perché fondatore, presidente di festival musicali. Quali sono? Beh, io sono stato professore di organo all'università per 10 anni, 12, e anche organista a St. Patrick Cathedral, una grande cattedrale. E dopo ho fatto un sacco di dischi, eccetera, no? E allora per quello. E ritorno, poi ho fondato naturalmente i festival, che adesso ne ho 2 festival grandi, uno di Beethoven a Melbourne e un altro sulla città dell'oro a Ballarat, dove scoprirono l'oro 150 anni fa. È una cittadina un po' su delle colline, fa freddo, anche d'estate. Quando arrivo lì io, verso Natale, che dovrebbe essere caldo, devo essere vestito fortemente perché fa freddo. E dopo di colpo viene caldo. Ma comunque è una città interessante e scoprirono l'oro 150 anni fa, dopo per 30-40 anni hanno trovato, poi è finito. E chi lo sa, non hanno più trovato, o forse c'era costava troppo per trovare l'oro. E allora cosa è rimasto? È rimasto chiese e paesetti spersi in una grande regione, ma bellissima, c'è le colline e tutte queste mutere di terra, vedi dove scavavano l'oro, una chiesetta vicina, e poi anche una sala del municipio, 2 o 3 case, la banca, e poi se ne sono andati. Ma io ho visto queste chiese, curiosità, Certo. Cosa c'è dentro? Volevo vedere un organo. E difatti io ho trovato qualche organo antico, no? E questa è l'idea di fare il festival di organo. E lì ho cominciato il primo anno, ho cominciato con 20 concerti subito, in tutti questi posti, questi paesetti spersi. E dopo 2 o 3 anni, sì, gli amanti di organo, non tutti piace l'organo, no? E allora dico, qua io voglio vedere più gente, venivano 100 persone, anche 200, però io volevo più gente. Allora dico, adesso ci metto vicino all'organo, ho cominciato a mettere un violino, violino e organo, poi flauto e organo, poi ho cominciato 2 o 3 persone, trio, con l'organo sempre. E dopo questo festival diventa sempre più grande, sempre più grande. Ho cominciato a chiamare anche i nostri musicisti italiani che mi davano, e dovevo anche ripetere, tanta di quella gente che dovevo a un certo punto ripetere il concerto 2 volte. E fortunatamente trovai i musicisti che sono simpatici, specialmente i nostri, ma tutti. Dico, guarda che c'è troppa gente, non possiamo mandarli via, come facciamo qua? E mi faresti il concerto la seconda volta subito? Sì, e ho così. Adesso io ho un grande violinista che arriva, italiano, giovane. Sai quante volte vogliono che faccia il concerto? 3 volte in un giorno. Paolo Tagliamento. Lo conosciamo bene, Paolo Tagliamento. 3 volte, lui è il chitarrista Scatolì. E loro sono disponibilissimi. Sì. Hanno detto lo facciamo 3 volte, 3 volte, perché la chiesa è una bellissima chiesa in mezzo ai boschi, no? Non è tanto grande, però c'era 200-300 persone, 300, però 3 volte vuol dire 900 persone, in mezzo ai boschi. E così adesso è un gran successo, e adesso sono 30 concerti in 10 giorni. Ma adesso c'ho l'orchestra, c'ho 2 orchestre, c'ho di tutto adesso, anche una passione di Bach, la passione secondo San Marco, una delle passioni che non si sente mai più, non si sente mai, si sente sempre la passione secondo San Matteo, ma San Marco è una novità bellissima. Poi abbiamo l'orchestra che fa, Paolo suona un concerto di Brahms,
col violino, un concerto, poi c'è un pianista col stesso concerto che fa un concerto, il terzo di Beethoven, piano e orchestra, insomma è un grande festival, è diventato il più grande festival dell'Australia. Bene, complimenti. 25 anni, sai, l'anno prossimo. Esatto, l'anno prossimo, mi ricordo che E l'aveva ero detto. cominciato così, e ho detto, qua bisogna fare, avevo una studente mia che suonava l'organo in questa cattedrale, me la sono ritrovata dopo 20 anni, lì, e dico, ma mi daresti una mano, facciamo un festival? Dice, sei matto. Era in dicembre, in gennaio voglio fare il festival perché è caldo, no? Dico, qua vanno tutti via e non c'è più musica a Melbourne, se io faccio qualcosa interessante, e sono l'unica musica che faceva, e difatti Melbourne è 4-5 milioni di abitanti e Sì. a un'ora e mezza, perciò a Melbourne non c'è musica perché vanno, ma io ho fatto il festival, allora da Melbourne vengono, adesso vengono da tutta l'Australia, non solo dall'Australia, ma dall'America e dall'Europa. Bello, no? Complimenti, maestro. Quando è venuto a trovarci qualche mese fa, ci raccontava di come è nato il suo amore per la musica fin da bambino, quando era all'asilo. Ma con quale strumento ha cominciato? Col pianoforte, perché il mio zio prete aveva un pianoforte a Santa Maria di Sala. Ha deciso di andare gesuita, ha abbandonato tutto. E così mio papà ha portato a casa il pianoforte, ma non a casa mia che non avevo spazio. Vicino, sempre sul paese mio di Casier, da un mio zio, aveva una stanzetta, così abbiamo messo sto pianoforte, era tutto a disposizione, e con questa storia del pianoforte, e dico, se è arrivato un pianoforte io devo suonarlo, Certo. perché avevo proprio la passione dentro, e ho cominciato così. Poi è diventato organista, poi il pianoforte l'ha anche ripreso? Sì, no, io mi sono diplomato in pianoforte. La mia idea era sempre di diventare un concertista di pianoforte, no? Ma in quei tempi lì pianisti ce n'erano abbastanza, organisti non ce n'erano. Allora dico, intanto comincio con l'organo a fare i concerti dopo, e difatti io qualche anno fa ho ripreso il pianoforte. Adesso nel mio festival suono il pianoforte su un organo, faccio i preludi e fughe di Bach, su un organetto meccanico che nel clavicembro ben temperato lo faccio lì, al mio festival. E così finalmente suono il pianoforte, il mio strumento originale. E poi adoro Chopin, perciò Chopin e Bach, meglio di così. Allora, lei oggi è venuto qui per annunciare il concerto meditativo? Sì, che lo faccio di tanti anni che lo facciamo adesso. Io lo facevo da solo i primi anni, poi ho cominciato a prendere una Raffaella Benori, è stata tante volte con me, ha fatto i concerti, è lei che mi ha dato anche una mano a fare così. Sì, e dopo con i Trevigiani del mondo, sia lei che ha organizzato tutto. Io sto bene così, mi ha lasciato studiare, si arrangia, è bravissima, però canta anche lei sul festival. Ecco appunto, è un concerto promosso dall'Associazione Nazionale Trevisani nel Mondo, che è un'associazione che dà sostegno ai vari trevigiani in giro per il mondo e anche fuori regione. E sarà un concerto nel quale si esibirà lei con una soprano che è Raffaella. Sì, che è Raffaella, e poi c'è Massimo Scatolin. Sì. Che viene in Australia, è 20 anni che viene ogni anno, fa i suoi bei giri di concerti. Fortunatamente, perché in Italia è difficile, almeno c'è qualcosa per lui in Australia. E così noi siamo tutti trevigiani nel mondo, perché anche Giorgio Orsini è stato anche lui in giro per il mondo. Perciò siamo tutti trevigiani. Raffaella è venuta 15 volte in Australia. Scatolina adesso sarà la 15ª volta che viene ogni anno. Prima non veniva mai, dopo ha preso l'ecchetto e adesso viene sempre. Ci ha preso gusto. E allora si è fatto un bel nome anche. E poi ci sarà anche la soprano Silvia De Toffoli. Sì, è una soprano bravissima che io l'ho accompagnata diverse volte nei miei concerti quando vanno a fare i concerti in Alto Adige durante l'estate. È bravissima, proprio professionista, brava. E ci può raccontare un po' quale sarà il programma? Perché concerto meditativo? Sì, allora, c'è ognuno di noi, a parte la Raffaella e la Silvia,
Loro fanno il loro programma, che c'è Bononcini, che io devo accompagnarlo, poi canta anche un'Ave Maria, che ognuno di noi, io, Scatolin e Giorgio, facciamo le nostre composizioni. Ok. Abbiamo 3 composizioni nuove, cioè nuove, io faccio il bombardamento di Treviso, che era 15 anni che non lo faccio, e Scatolin fa un Pater Noster o un'Ave Maria. Un'Ave Maria, va bene, una di quelle, Pater Noster o Ave Maria, adesso non mi ricordo. E dopo Giorgio Orsini fa le 2 composizioni sue per pianoforte, però è interessante, no? Ma certo. Ecco, i trevigiani nel mondo, intanto, così sanno che c'è musicisti in giro per il mondo. Bello, no? Sì. E così, invece di farlo solo il concerto prima, che io di solito lo facevo un concerto tanti anni fa prima di partire, proprio così mi tenevo sempre a posto con le mani, perché venivo qua a fare le vacanze, almeno dico mi tengo a posto, e proprio lo facevo prima di partire, così ero pronto per l'Australia. Sì. No? E adesso succede la stessa cosa. Comunque sarà una serata molto bella, perché è un po' vario, no? C'è la chitarra e la voce, 2 voci, e poi c'è il pianoforte. Finalmente sentiamo il pianoforte dentro San Nicolò, che ha un'acustica grande, c'è uno spazio lì. Certo. Abbiamo un bel pianoforte, ho sentito che arriva, un bel pianoforte grande a coda. E beh, io ho un organo stupendo, è il Calido, cioè due strumenti fantastici, e Scatolin alla chitarrona, bella, grande anche lui. Sarà un bel concerto. Quindi brani anche religiosi? Sì, c'è di tutto. Ave Maria, Pater Noster, e poi c'è il bombardamento di Treviso, che quello è una meditazione da ricordare. Sì. Perché quel disastro del 7 aprile non è mica uno scherzo. Io l'ho vissuto io da bambino, l'ho vissuto, mi ricordo qualsiasi, per quello l'ho fatto con l'organo. Ecco, e dopo, insomma, il programma mi sembra abbastanza interessante, no? Certo. E l'ingresso è libero? L'ingresso è libero, sì. Quindi lo ricordiamo nei nostri canali video per chi ci vede, e su Radio Veneto 1 sui 97.500 per chi ci ascolta. L'appuntamento è per giovedì 31 ottobre dalle 20:45 con il concerto meditativo ideato dal maestro organista Sergio De Pieri alla chiesa di San Nicolò di Treviso. E io la ringrazio per essere stato qui con noi, grazie, è sempre un piacere averla qui. Speriamo che con questa intervista qui, che qualcuno la vede, che vengano a ascoltarci. Assolutamente. E perché una serata dopo c'è 3 giorni di festa. Sì, Pensa è vero. un po'. C'è il giorno dei Santi, e poi sabato, domenica, fanno un bel ponte lungo qua. Hanno tempo di riposarsi e di meditare, meditazione sul nostro concerto. Avrete sicuramente il pienone. Speriamo, bene, grazie infinite. Grazie a lei, maestro. E grazie anche a voi per averci seguito sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1. A presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.